in Sardegna dopo 13 secoli di una reliquia di Sant'Agostino. Un'occasione straordinaria che l'isola ha aspirato da tanti secoli e che finalmente si riesce a raggiungere. Innanzitutto prenderà la parola il nostro arcivescovo, Monsignor Batturi, che aprirà i lavori. Prego. Bene, grazie. All'inizio di queste giornate, di questo convegno, ma vedremo che non si tratta solo di questo, voglio esprimere la mia gratitudine alle iniziative per l'arrivo della reliquia di Sant'Agostino nel 13° centenario della traslazione delle spoglie del Santo da Cagliari a Pavia. Sono iniziative di culto e di cultura, di preghiera, riflessione intellettuale e anche creazione artistica. Ringrazio per questo gli organizzatori, i relatori. Permettetemi di ringraziare in modo particolare la professoressa Luisa D'Arienzo, Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Sardegna, la cui passione intellettuale e capacità realizzativa tenace ha permesso lo svolgersi di queste giornate. Ringrazio padre Joseph Sciberras e tutti i relatori di questo lavoro. Non mi compete, né sarebbe dentro le mie possibilità aggiungere elementi di conoscenza circa il rapporto tra Sant'Agostino e la Sardegna. I relatori sapranno farlo secondo la profondità della conoscenza. Mi limito allora alla condivisione di alcune ragioni che hanno supportato la scelta della diocesi di partecipare a queste giornate in modo così impegnativo. La prima è una ragione di fondo, che attiene proprio all'intreccio al quale accennavo prima tra culto e cultura. Un intreccio già postulato dalla comune base lessicale, capace di comprendere il lavoro di un terreno o su una pianta perché dia il frutto sperato, l'esercizio di un'attività, lo sviluppo di facoltà intellettuali e spirituali, la custodia di sentimenti, ma anche il venerare, che rimanda l'attenzione umana verso il mistero che trascende la realtà materiale, come appunto accade nel mondo. Ed è importante anche per la nostra Chiesa di Cagliari tenere insieme cultura e fede, il riconoscimento amoroso di Dio e la conoscenza critica e sistematica della realtà. Insegnava Giovanni Paolo II che una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta. La fede non si identifica con una cultura particolare, ma è sempre chiamata a ispirare, promuovere e impregnare ogni manifestazione, ogni espressione culturale. Perché l'uomo concreto vive la propria esistenza sempre all'interno di un contesto culturale. Impegna se stesso, il proprio cammino di speranza e di amore, la propria ricerca del bene, del bello e del vero dentro un peculiare universo di valori e di significati. Un certo modo di entrare in rapporto con la realtà, l'ambiente, gli uomini, la comunità e Dio stesso. La cultura in questo senso delinea i tratti di un popolo, dentro il quale la persona umana svolge la sua esistenza. Sempre Giovanni Paolo II affermava che la cultura è un modo specifico dell'esistere e dell'essere dell'uomo. L'uomo vive sempre dentro una cultura che gli è propria e che crea tra gli uomini un legame che cura il loro proprio, determinando il carattere interumano e sociale dell'esistenza umana. Anche Papa Francesco ha ribadito questo concetto all'inizio del suo magistero, dicendo che l'essere umano è sempre culturalmente situato e che conseguentemente la grazia suppone non solo la natura, ma la cultura, e il dono di Dio si incarna nella cultura di chi lo riceve. L'uomo concreto è raggiunto e salvato dal Vangelo di Cristo proprio dentro l'esperienza di un popolo, che accoglie la fede, la fa fiorire, la trasmette secondo le modalità culturali sue proprie. E lo Spirito Santo, addirittura, a contatto con le espressioni cristiane di un popolo, dice il Papa, abbellisce la Chiesa, mostrandole nuovi aspetti della rivelazione e regalandole un nuovo volto, in quanto i valori che ogni cultura propone arricchiscono la maniera in cui il Vangelo è annunciato, compreso e vissuto. In questi giorni dialogheremo su storia,
sigilli, iconografia, inni, canti, chiese, parati. Ripercorreremo le strade e le tracce del felice incontro tra il Vangelo e la presenza di Sant'Agostino e il popolo di Sardegna. E ci prenderemo cura e custodiremo quelle profonde radici che delineano la cultura e il volto del nostro popolo e della Chiesa in essa. La dimenticanza di queste radici rende un popolo sempre più fragile e manipolabile. Ricercare, conoscere, custodire, trasmettere e amare le nostre radici, la nostra identità culturale che si elabora nel contatto con il Vangelo ci consente di rispondere con più forza e audacia, creatività alle sfide e alle urgenze del presente. Osservava d'altra parte a Sant'Agostino, e devo la citazione al professor Aldo Accardo, che ciò che trasforma un gruppo di individui in un popolo è la concorde comunanza delle cose che ama. E noi in questi giorni cercheremo di comunicare cose da amare, ed è questa condivisione che crea un popolo. Queste giornate allora sono un momento di amore per il nostro popolo, di memoria del Vangelo vivo di Cristo e, perché no, di edificazione del volto più bello della nostra Chiesa. Secondo luogo la reliquia, che dice di un culto a Dio che viene dato dal Santo nella concretezza della sua corporeità. La reliquia dice che tutto è per la gloria di Dio e ci pone davanti l'urgenza che già gli antichi cristiani esprimevano in questo modo, in un bellissimo documento della Didache. Cercherai ogni giorno la compagnia dei santi per riposare sulle loro parole. Cercare ogni giorno la compagnia dei santi. Ma all'esortazione di questo antico testo cristiano corrisponde anche una certezza che Sant'Agostino esprime nella città di Dio. Parla della vita in quel contesto che è quasi un inferno, una vita difficile, infelice, da cui però, da questa infelicità, ci libera soltanto la grazia di Cristo Salvatore. Ed è una grazia che interviene già oggi, nel presente, con i grandi soccorsi dei rimedi, mediante le cose sante e i santi, per sancta et sanctus. La grazia di Dio ci soccorre attraverso i sacramenti e i santi, perché sono di conforto alla nostra vita, aiutando i più buoni a sopportare la vita con un sentimento tanto più coraggioso quanto più religioso. Coraggio che dipende dal rapporto con Dio. Ecco ciò che definisce la nostra gioia nell'accogliere questa reliquia. La certezza di un conforto che sostiene la nostra speranza, che diventa motivo di coraggio, di audacia per affrontare la vita e di memoria del rapporto che ci costituisce fondamentalmente, che è quello col mistero di Dio. Perché i santi dicono la presenza di un Dio con noi, che abita alle nostre città, cammina con gli uomini e siede con loro nelle case, incontrando tutti negli ambienti di vita. Proprio l'Imponate diceva: nelle nostre mani ci sono i libri, ma davanti ai nostri occhi la realtà dei fatti. I santi dicono una realtà dei fatti che conferma ciò che è scritto nei codici. E il fatto più bello è che questa umanità è appassionata, quella di Agostino, trasfigurata dall'amore di Dio per gli uomini, avviene proprio a Cagliari, lì dove Paolo VI diceva che la santità è il vero rinnovamento di cui la Chiesa oggi ha urgente bisogno. Se c'è questo, tutte le altre riforme verranno e saranno veramente utili per il regno di Dio, ma la vera riforma della Chiesa è la santità. Una considerazione è quella dei santi allora che ci interpella, che ci invita alla sequela, che ci scuote dal torpore o dalla timidezza. Ancora Agostino, parlando dei martiri, ma martiri il testimone, colui che con la vita testimonia una grazia che vale più dell'esistenza,
invitava ad imitarne la dedizione e, cito, se non sempre è attuale un'epoca di persecuzione, lo è sempre l'epoca della fedeltà. Che queste giornate siano frammenti di contemplazione e di fedeltà. Ma dal Santo Vescovo di Ipona vorrei almeno io, sempre imparare a presentare il Vangelo come ci esorta a fare il Concilio Vaticano II in modo adatto a ciascuna generazione, perché possa rispondere ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita presente e futura e sulle loro relazioni. Agostino e il Maestro. Spesso si parla di una nuova spinta di evangelizzazione, della necessità di incontrare gli uomini, ma il Vangelo non è una grande idea, né un grande ideale, ma è una presenza che parla alla grandezza del cuore dell'uomo. La Chiesa deve reimparare, come Agostino, a parlare al cuore, anzi aiutare gli uomini a ritornare dentro il cuore. Rientrate, dice Agostino, nel vostro cuore. Ma dove volete andare lontano? Dove volete andare? Rientrate dal vostro vagabondaggio che vi ha portato fuori strada. Ritornate al Signore, ma ritornate al Signore significa ritornate al cuore. Rientra nel cuore. Lì esamina quel che forse percepisci di Dio, perché lì si trova l'immagine di Dio. È possibile parlare al cuore degli uomini solo se trasmettiamo non concetti, ma l'inquietudine, la ricerca, lo stupore e l'amore che sostengono la nostra vita. Tardi ti amai, bellezza tanto antica e tanto nuova. Tardi ti amai. È una bellezza da amare, una novità da accogliere, che tocca la vita e la riempie di nostalgia, perché gustai e ho avuto fame e sete. Mi toccasti e arsi i desideri della tua pace. Senza questa comunicazione commossa da persona a persona, la fede non può accedere quella che ha. Che possiamo anche in queste giornate toccare la grandezza del cuore dell'uomo che brama alla fine. Uno dei passi di Agostino che più di frequente leggo negli ultimi anni. Leggo, cito, passano i fatti, ma non passa quello che attraverso i fatti viene costruito. Parla ai suoi fedeli in una cattedrale, una basilica, e chiede di contemplare l'edificio. Lo potete capire bene, santi fratelli, dal paragone con l'architetto. Questi si serve di macchine che sono strumenti provvisori per costruire edifici che durano. Le macchine sono provvisorie, ma l'edificio dura. Quando venne costruito questo grande e ampio edificio che noi ora qui vediamo, erano in opere macchinari che ora non ci sono più. Essi servirono a costruire quello che ora vediamo costruito. In modo analogo furono usati strumenti provvisori nella costruzione dell'edificio della fede cristiana. Mi rileggo spesso questo brano per ricordarmi che tutti i nostri tentativi sono provvisori, appartengono forse alle cose che passano, eppure contribuiamo anche con queste giornate a costruire qualcosa che dura, che non passa, che è per sempre. Siamo, cari fratelli e amici, strumenti provvisori, ma confidiamo che il Signore accolga per intercessione di Sant'Agostino il nostro desiderio di lavorare per edificare ciò che rimane. Grazie e buon lavoro. Grazie, buon pomeriggio a tutti e ringrazio la professore Sadarenzo, Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Sardegna, e Monsignor Baturi per l'invito. Io vi porto i saluti dall'amministrazione comunale, soprattutto del sindaco Simonzetta, che è fuori sede e che è molto dispiaciuto perché gli sarebbe veramente piaciuto essere qui stasera per questa importante giornata sul rapporto di Sant'Agostino con la Sardegna. Questo è un momento importante per la comunità perché, come ha detto Monsignor Baturi, non sono solo
soltanto giornate di culto ma anche di cultura, e noi sappiamo che la cultura è fondamentale sia per il singolo che per la collettività, perché cultura è memoria, è storia, è identità, è radici, e senza guardare a quello che siamo stati non riusciamo a avere uno sguardo sul futuro. Non posso certo io qui avventurarmi a parlare del rapporto di Sant'Agostino con Cagliari e con la Sardegna, visto che le due giornate approfondiranno questo tema, quindi non posso fare altro che augurarvi buon lavoro e ringraziarvi di aver coinvolto l'amministrazione comunale in questa organizzazione della giornata. Grazie. Il tutto nacque, per quanto ci riguarda, a partire dagli inizi degli anni 60 del secolo scorso, quando ho studiato la storia dell'arte con Renata Serra, che era mia docente di storia dell'arte al liceo SIOP di Cagliari e in seguito alla facoltà di lettere. La Serra fu poi assidua collaboratrice all'interno della deputazione di Storia Patria per la Sardegna, quando ne assunse la segreteria e diventammo grandi amiche. È a partire da quegli anni che potei percepire quanto fosse sentito il problema della mancanza di una reliquia di Sant'Agostino, non solo per la città di Cagliari, dove le spoglie erano state accolte per lungo tempo, ma anche per tutta la Sardegna, dove Sant'Agostino fu venerato fin da tempi antichi, perlomeno fin dall'epoca del vescovo Fulgenzia, che venne esule in Sardegna dall'Africa portandone il culto agli inizi del VI secolo, come ci spiegherà Davide Piras nel suo intervento di domani. Acquisire una reliquia aveva il significato di recuperare almeno in parte un bene identitario perduto che fu tolto per motivi non sempre chiari alla Sardegna, che lo custodiva e che aveva tutti i titoli per detenerlo. È la storia di sempre, diciamo, non è diverso da quanto avviene oggi, quando si tende di portare via la Sardegna anche l'aria e il vento, distruggendo un bene identitario imprescindibile per l'isola, quale è il paesaggio. Insieme alla Serra dobbiamo ricordare con riconoscenza anche Don Vincenzo Fois, l'allora rettore della chiesa di Sant'Agostino, che fu fra i più attivi produttori di un rientro del santo in Sardegna attraverso una sua reliquia, ma bisogna anche dire che richieste in questo senso furono sempre fatte, come nel caso del Monsignore Fisio Serra, che nel 1897 aveva avanzato con forza questa esigenza nella sua opera Una pagina d'oro nella storia ecclesiastica della Sardegna, opera che fu lievita cura di Don Fois nel 2003 con l'intento di dare appoggio alla sua richiesta. Oggi il sogno si avvera, le reliquie sono infine arrivate e lo dobbiamo al postulatore generale dell'ordine, qui presente, padre Josef Sciberras. Quindi grazie padre Sciberras, spero di aver pronunciato bene il nome Sciberras. E per quanto ci riguarda ci piace pensare che la nostra richiesta, una cosa non da poco questa richiesta, sia stata fatta nel modo giusto, non l'abbiamo fatta bene. L'esigenza di rendere il dovuto omaggio a Sant'Agostino era riemersa con forza in occasione della pubblicazione ed in seguito della presentazione degli studi in memoria della Serra, iniziativa a cui diede il suo appoggio anche Sua Eccellenza il signor Balducci, che impossibilitato ad essere presente personalmente in quella circostanza inviò una lettera di auguri per l'evento in cui assicurava la massima disponibilità per un futuro dialogo e una proficua collaborazione. Segnale che fu subito colto e che ci diede la forza per portare avanti l'iniziativa che oggi vede una felice conclusione. Perché bisogna dirlo chiaro, senza l'aiuto di Monsignor Balducci non avremmo mai potuto realizzare questo sogno che è divenuto oggi realtà. Quindi la deputazione insieme a tutta la Sardegna sono molto riconoscenti al nostro arcivescovo e per quanto posso dire abbiamo percepito molti segnali positivi in questo senso nell'isola. Quindi il nostro primo impegno fu quello di individuare un reliquiario adatto alla circostanza
elegante che benedette. Dopo molte ricerche svolte anche all'estero, ma con poco successo, emesse l'ipotesi di farlo realizzare da un artista sardo, specializzato nell'arte della filigrana. Scelta questa linea non vi furono dubbi, emerse subito il nome di Pierandrea Carta, appartenente ad una affermata famiglia di argentieri sardi, che ci ha consegnato un oggetto assai elegante ed apprezzabile. Ecco, questo è un vero reliquiario, questo cuoricino in argento, dove dentro c'è la reliquia, e qui che Pareciberras nascosto, appunto conservato e posizionato, e questo è il vero reliquiario, che è messo dentro il reliquiario più grande, che è in forma di ostensorio, sostenuto da un fusto e piede con davanti. Vediamo se abbiamo giusto davanti, dall'altra freccia. Ecco, questo, qui vediamo il piede, la base di questo reliquiario è del Settecento, è un candelabro del Settecento, sopra il quale è stato posizionato questo ostensorio con una scatola di vetro in pratica. Qui nella parte posteriore abbiamo la dedica, perché c'è la dedica, ecco, all'Arcidiocesi di Cagliari, dono della Deputazione di Storia Patria per la Sardegna. Dunque possiamo dire che poi in alto concetta, questa è la descrizione completa. Dobbiamo ringraziare anche un altro artista, il fotografo Nicola Castaglia, che ha fatto queste bellissime immagini che saranno pubblicate anche negli atti di questo congresso. Allora, come si può comprendere, il reliquiario è l'azione principale della nostra iniziativa, l'essenza stessa del nostro incontro. Prima di dare la parola ai relatori, vorrei chiamare Mauro D'Alea, socio assai attivo della Deputazione, che si è impegnato sotto molteplici aspetti per la buona riuscita dell'incontro, e D'Alea ci parlerà brevemente dell'argentiere e dell'opera che ha realizzato. Professoressa D'Arienzo, l'idea di adoperarci affinché la Sardegna potesse riavere questa reliquia di Sant'Agostino è nata quasi in maniera casuale durante la presentazione degli studi in onore della professoressa Renata Serra. La professoressa D'Arienzo, mentre io gironzolavo a fare delle foto tra i banchi e gli oratori vari provvedevano a presentare questi studi, l'ho sentita che diceva: sarebbe bello, una delle cose che la professoressa Serra ha sempre tanto desiderato è fare arrivare una reliquia di Sant'Agostino qui in Sardegna. Allora io ovviamente lì per lì ho detto: ma strano, non avevo mai pensato al fatto di avere un'amicizia con il padre Ciberras, attuale postulatore generale dell'ordine di Sant'Agostino. Probabilmente, in nome anche di questa amicizia, avrebbe finalmente potuto accogliere un'eventuale richiesta ufficiale di una reliquia, non una reliquia qualunque, ma una reliquia notabile che in qualche maniera potesse fungere da risarcimento morale per la Sardegna, visto che 13 secoli prima noi questo tesoro delle reliquie di Sant'Agostino le avevamo perse, e quindi ho detto: ma sì, proviamo. Quindi abbiamo convinto l'arcivescovo ad inoltrare la richiesta, padre Joseph l'ha accolta ed eccoci qui. Era il mese di ottobre dell'anno scorso ed eravamo proprio nell'anno che, da un punto di vista proprio convenzionale, era considerato il centenario della traslazione. In realtà l'anno incerto, come poi gli altri oratori ci spiegheranno bene nel proseguo del convegno. La traslazione è avvenuta tra il 721 e il 725. Quindi inizialmente avevamo una gran fretta
di poter effettuare questa traslazione il 28 febbraio perché ricorreva proprio effettivamente l'anno della traslazione. Quindi è per questo che inizialmente volevamo comprare dei reliquiari sul mercato antiquario. Poi questa prima data del mese di febbraio è sfumata per vari motivi, abbiamo deciso di spostarla alla festività liturgica di Sant'Agostino ad agosto e quindi, avendo più tempo, abbiamo potuto agire con più ponderatezza e dare anche alla scelta dei reliquiari un giusto significato simbolico. E allora, i significati sono questi. Dicevamo, noi abbiamo fatto tutto questo in parte in memoria della professoressa Renata Serra e in parte in memoria di Don Fois, che qui vedete in queste fotografie, del quale la professoressa Serra è sempre stata l'appoggio nel suo zelo instancabile di Don Fois, durato decenni, per il ripristino del culto e dell'amore nei confronti di Sant'Agostino da parte di Cagliari e della Sardegna. Per favore, avanti. Sì. E quindi, avendo tempo, abbiamo deciso di non comprare un oggetto qualunque, ma di farlo realizzare appositamente sulla base di un progetto ben meditato. Allora, gli antichi greci, e il professor Mastino qui ce lo può confermare, chiamavano la Sardegna l'Argyroples Nesos, cioè l'isola dalle vene d'argento. Quindi famosissima nell'antichità per le sue miniere di questo metallo prezioso, e questa abbondanza ha fatto sì che la Sardegna sviluppasse nel corso dei millenni una specifica tradizione artistica nella lavorazione dell'argento. Abbiamo oggetti di filigrana già in età punica e questa tradizione poi si è protratta nei secoli fino ad arrivare fino ai giorni nostri. Ci siamo quindi rivolti a uno degli esponenti maggiori attualmente operanti di questa tradizione artistica lunghissima, che è Pier Andrea Carta, e gli abbiamo chiesto proprio di progettare assieme uno specifico reliquiario. Avanti, professoressa, per cortesia. Allora, innanzitutto si è dovuto, come accennava la professoressa D'Arienzo, scegliere la teca interna, cioè quella immediatamente destinata ad accogliere e incastonare la reliquia, ad essere sigillata a garanzia della sua autenticità. Noi avevamo nella tradizione sarda della gioielleria tradizionale varie forme di reliquiari, tra le quali anche quella forma di cuore, un pochino l'arte popolare ad ogni livello e in ogni nazione e continente presenta proprio la forma del cuore per la sua importanza simbolica nella tradizione di qualunque popolo. Il cuore è l'epicentro della vita, ma anche l'epicentro del sentimento, perché è quello che pompa il sangue, in cui gli antichi credevano che fosse in qualche maniera disciolta l'anima. Ecco perché il cuore gli antichi lo consideravano anche il centro dei sentimenti, cioè vita ed anima si riuniscono nel cuore. E quindi, anche in considerazione del fatto che il cuore è il simbolo dell'ordine di Sant'Agostino, abbiamo deciso di far fare questa teca a forma di cuore. Per favore, la prossima immagine. Ecco, questo è attualmente lo stemma dell'ordine di Sant'Agostino. Vedete il libro dei Vangeli sormontato dalle insegne episcopali e poi soprattutto da questo cuore fiammeggiante. Da dove deriva il cuore fiammeggiante? Da un passo delle Confessioni, una delle opere più famose di Sant'Agostino, in cui lui scrive così: Sagitaveras tu cor meum caritate tua, tu avevi ferito il mio cuore con la freccia del tuo amore. Sant'Agostino parla con Dio e, riecheggiando le parole del Cantico dei Cantici, vulnerasti cor meum tu soror mea sponsa, dice al Signore: tu hai squarciato il mio cuore con questa potenza deflagrante del tuo amore, una potenza d'amore che ha fatto prendere fuoco al cuore di Agostino, ed ecco perché questo cuore fiammeggiante d'amore divino è diventato proprio il simbolo dell'ordine. Mi è stato suggerito anche che, oltre che nei reliquiari tradizionali, la tradizione sarda presenta anche dei dolciumi a forma di cuore, e questo anche si riallaccia alla tradizione biblica, perché questi dolci sardi sono fatti a forma di miele e nella scrittura si dice che la parola di Dio è più preziosa dell'oro di molto rubino di un favo scintillante. Quindi il miele viene in qualche maniera simbolicamente
ha avvicinato la parola di Dio, quella stessa parola di Dio che ha fatto prendere fuoco al cuore di Sant'Agostino. Quindi, avanti per cortesia. Ecco qui, questo è il cartoccio, la decorazione interna del reliquiario, che poi è andato nella teca, la vedete poi lì legata, pronta a ricevere il sigillo. Nella decorazione interna, che è fatta a filigrana di carta, quindi a riprendere la lavorazione in filigrana della teca vera e propria, noi troviamo associata la reliquia con un ritratto. Perché? Perché la reliquia non è, secondo la tradizione cristiana, un oggetto inanimato, un osso inaridito, come dice anche la scrittura, ma la reliquia del santo, in quanto stata dimora dello Spirito Santo, in qualche maniera mantiene quella che i teologi chiamano potenzia, cioè una sorta di virtù interna che ne fa un oggetto vivente. Ecco il perché, la ragione specifica per cui le reliquie sono così venerate nella Chiesa cristiana, cattolica e ortodossa. Quindi un'unione di questo. Avete visto che lo sfondo della teca è stato fatto nero, perché? Perché il nero è il colore della veste religiosa degli agostiniani, e il perché si deve a una leggenda tardo medievale. Santa Monica, rimasta vedova di Patrizio, di suo marito, prega la Madonna che le appare per consolarla in vesti nere, la Madonna, e le dice: chiunque vestirà come me e porterà questa stessa cintura che poi la Madonna consegna a Santa Monica avrà grandi grazie. Questo è il perché dello sfondo nero. Avanti per favore, professoressa. Eccola qui, la ricordiamo Santa Monica, visto che oggi è la sua festa, e qui la Madonna della Consolazione che le porge la cintura. Avanti. Quindi l'insieme, vedete, l'argento sardo più la reliquia ricompone quell'unità tra la terra sarda e il corpo di Sant'Agostino che era venuta meno nel 721-725. L'argento non è altro che terra, è un minerale, viene dalla terra di Sardegna, la reliquia incostonata nell'argento sardo ricompone simbolicamente questa unione. E poi vediamo il reliquiario. Il reliquiario, lo accennava la professoressa, è composto, lo stensorio, da due parti, una teca e un gambo. Allora, anche questi sono stati fatti con un criterio simbolico. Allora, la teca rotonda è formata dalla teca vera e propria da un coperchio. Il tondo è il simbolo della terra, ma è anche il simbolo del cielo. Quindi, una forma rotonda, una teca rotonda, circondata da questa decorazione che voi vedete, fatta, come si dice in gergo tecnico, a scrogenugedda, non è altro che una ghirlanda di fiori stilizzata, significa che cosa? Un cerchio circondato di fiori non è altro che il giardino nel cielo. E qual è il giardino nel cielo? È il paradiso. La reliquia rende presente sulla terra un pezzettino di cielo in virtù di questa sua potenza insita in se stessa. E chiudo, avanti. Ecco qui, certo, la forma rotonda era già nota all'argenteria tradizionale sarda, avanti ancora. E quindi chiudo facendo notare che questo spicchio di cielo, questo pezzo del giardino del paradiso, è messo sopra uno stelo che è un antico gambo di un candelabro di fabbrica genovese del primo quarto del 1700, perché non è stato anche questo scelto a caso. Quindi è un oggetto che ha una sua storia. Genova è stata la prima tappa toccata dalle reliquie di Sant'Agostino durante il loro tragitto verso Pavia, quindi anche in questo caso un significato preciso. Primo quarto del secolo, del 1700, è circa il millennio di questa traslazione. La teca, che è un cuore fiammeggiante e quindi in qualche maniera una sorta di lucerna accesa che spande la luce della resurrezione di Cristo, posta sopra un gambo, e anche in questo caso si è voluto riandare al Vangelo, in cui si dice: una lampada viene forse accesa per essere messa sotto un secchio, o non dovrà forse essere messa sul candelabro affinché con la sua luce illumini tutto il mondo? Ecco, questo è in 4 parole ciò che noi abbiamo voluto realizzare facendo e confezionare a Pier Andrea Querta questo reliquiario, che domani, grazie alla generosità di Padre Ciberras e alla benevolenza del nostro Arcivescovo, sarà ufficialmente consegnato alla Chiesa di Cagliari
per essere custodito assieme alle sacre vesti di Sant'Agostino e in qualche maniera ottenere questo risarcimento morale per la Sardegna dopo 13 secoli. Vi ringrazio. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Un inderogabile impegno istituzionale impedisce all'assessora alla cultura Ilaria Portas di essere presente qui questo pomeriggio, ma l'assessora ci tiene particolarmente a far arrivare il suo saluto e a far sapere quanto il convegno Sant'Agostino in Sardegna sia di rilevante importanza per il nostro assessorato. Per questo motivo ha inviato a rappresentarla a me. Mi chiamo Maria De Logu e sono la sua segretaria particolare, o come dice qualche volta lei, molto particolare. Non capisco poi a cosa si riferisca, però. Agostino non è soltanto un pilastro della cultura, della teologia e della spiritualità, ma anche l'uomo vivo che parla, da cuore a cuore, agli uomini del nostro tempo. Così scrive Giuliano Vigini nella prefazione alle Confessioni di Sant'Agostino. Ed è proprio questa sua umanità, questa sua fragilità, questa esistenza vissuta tra ragione e sentimento, tra paganesimo e fede cristiana, fino ad abbandonare il manicheismo e ad abbracciare definitivamente il cristianesimo, che ci porta a continuare a studiarlo. Quella cultura di cui lei parlava, io la ringrazio veramente, perché culto e cultura sono un binomio fondamentale anche per noi. Così come non possiamo dimenticare, e ringrazio veramente chi mi ha preceduto per averla ricordata, una donna eccezionale che è Santa Monica, sua madre, che per 20 anni ha pregato perché il figlio si potesse convertire, ci è riuscita. È morta mentre cercava di rientrare in Africa con lui. Ebbene, oggi è proprio l'anniversario di morte di Santa Monica e la Chiesa lo celebra. Cagliari e la Sardegna intera hanno creato un culto forte intorno alla figura di Sant'Agostino, che pure ha conosciuto la nostra isola solo da poco, in realtà. Aver custodito il suo corpo è stato un grande privilegio per noi ed ora che, con buona pace di Diotuprando, che lo trasferì a Pavia nel 723, ora che una reliquia del nostro amato Sant'Agostino torna da noi, un tassello del puzzle importante della nostra cultura, non possiamo che essere grati e grate e continuare con ancora più passione il suo studio ed approfondire con determinazione la sua conoscenza. Per questo l'assessorato alla cultura rappresentato dall'assessora Portas vi ringrazia per le iniziative che avete posto in essere per l'arrivo di una reliquia di Sant'Agostino nel 13° centenario della traslazione delle spoglie del santo da Cagliari a Pavia. Buon lavoro e grazie a tutte e a tutti. Io sono veramente onorato dell'invito che mi è stato fatto dalla Deputazione di Storia e Patria, dalla carissima Luisella D'Arienzo, dalla Sua Eccellenza l'Arcivescovo, e voglio dire che 5 anni fa ho avuto l'onore di parlare a Pavia nel salone del convento agostiniano della chiesa di San Pietro in Cerdoro, affollato di autorità civili e religiose, invitato dal comitato Pavia Città di Sant'Agostino e dagli amici del Circolo Lugudoro. Tra il pubblico il rettore Angiolino Stella, perfino alcuni dei miei studenti arrivati dalla Sardegna. Ne ho tratto un'emozione grandissima e il senso di un testimone passato da Tagaste a Cartagine, da Roma a Milano, da Ipona a Cagliari. Non lo so se non ha visitato Agostino in vita a Cagliari, perché per andare a Roma da Cartagine può darsi che abbia toccato la Sardegna. Da Genova a Pavia, valori che continuano ancora oggi, anzi soprattutto oggi in Sardegna, quando la divaricazione tra le due rive del Mediterraneo diventa ancora più implacabile e ingiusta, frutto di egoismi, di paure, di assenza di valori profondi, quando si tende a enfatizzare la diversità vera o presunta tra i popoli,
tra le religioni e tra le culture. Una grande storia che ci ha coinvolto direttamente, anche perché abbiamo studiato molti dei luoghi agostiniani, come nel lontano 1989, per il sesto convegno dell'Africa Romana a Sassari, dedicato proprio al trasporto del corpo di Agostino da Ippona a Cagliari e da qui fino a Ticino. Uno dei nostri convegni si è svolto nel dicembre 94 all'hotel Amilcar a Cartagine, su quella spiaggia dalla quale Agostino si era imbarcato nel 383 per Roma, dove andava a insegnare, tradendo la fiducia di sua madre, Monica. C'è una divinità berbera che si chiama Monna, aveva trovato l'iscrizione recentemente, Monna, e il nome della madre di Agostino è Monica, da questa divinità. Le lacrime di Monica, la memoria di Cipriano, la basilica francese e poi la visita a Ippona. Negli ultimi tempi gli scavi di Tignica, dove Agostino pronunciò uno dei suoi più polemici sermoni contro i demones dei pagani che ancora resistevano in periferia. Oggi mi è stato affidato il tema del viaggio del corpo di Aurelio Agostino da Ippona in Numidia fino a Carles, della piena storicità del suo arrivo e della sua permanenza in Sardegna, partendo dall'acceso dibattito sviluppatosi tra gli studiosi proprio a Sassari, quando si confrontarono personaggi del livello di Paolo Siniscalco, Johannes Kirchner, Filippo Pergola, George Follier, Pietro Meloni, Luciano Marco Gastoni, intorno al tema delle reliquie di Agostino, con un approfondimento di Anna Maria Saiudeida e di Marcella Bonello Lai sulla chiesa rupestre prodigiosamente sopravvissuta a Cagliari fino ai nostri giorni. Più di recente ho potuto leggere i lavori di Giampaolo Mere, che oggi davvero sono felicissimo di incontrare in questa occasione. Augustini Sardinia, Sepulcrum Venerabilis, canti liturgici sulle traslazioni di Sant'Agostino tra Africa e Sardegna, negli scritti in onore di Antioco Piselli, ma non solo, anche in altri lavori. E poi le ricerche di Rosanna Martorelli e in occasione del convegno di Pavia del 23 febbraio 2019, dedicata all'arrivo e alla permanenza del corpo del Sant'Agostino in Sardegna tra l'età vandala e l'età bizantina, con le riflessioni di Rosanna Crotti sul tema del viaggio e delle reliquie, propaganda, devozione, affari, potere, opera voluta dal Comitato Pavia Città di Sant'Agostino, Don Luigi Corti e Maria Teresa Mazzilli, dal Circolo Culturale Sardo Lugdoro, presieduto da Paolo Pisano, e dal compianto vicepresidente vicario Paolo Polina, purtroppo scomparso in questi ultimi giorni, al quale mi legava un rapporto di stima profonda. Mi resta da dire dell'amicizia lunga quasi mezzo secolo con Don Vincenzo Foisi a Cagliari, rettore di Sant'Agostino, che ho conosciuto come in tutt'altra veste, come consulente regionale del Centro Sportivo Italiano negli anni 70, poi fino alla scomparsa del 3 luglio 20, attento studioso della permanenza del corpo del vescovo di Ippona in Sardegna. Era stato lui, negli ultimi suoi giorni, ad inviare a Pavia la scultura di Pinuccio Sciola, espressione di una scuola artigianale vivace, erede di tradizioni artistiche barbariche assai più lontane, con questo vescovo dormiente che tanto contrasta con la curatissima arca viscontea. Questo è Lucifero e questa è l'arca viscontea, bellissima. In questa occasione sarebbe superfluo trattare le origini della famiglia di Agostino, sicuramente berbera, entrata nella romanità già con Caracalla, la sua nascita a Tagaste, oggi su Carassa, nel 354, città alla quale abbiamo dedicato un volumetto stampato a Cagliari
da Nasserabba in Sedin con l'impegno di Antonio Maria Corda, i suoi studi a Madagros, il suo insegnamento a Cartagine e Roma, la sua conoscenza di Ambrogio a Milano, il battesimo, la nomina a vescovo di Ippona, la sua infaticabile predicazione. Quando in uno dei suoi lunghi viaggi dai confini della Numidia a Cartagine deviò per Coreva, una città quasi ai confini della Numidia, fino a raggiungere il municipio della nostra Tignica, dove scaviamo attualmente come Università di Sassari. Qui nell'inverno 404, nell'omelia recentemente riscoperta, Agostino faceva menzione delle difficoltà incontrate in Africa per la presenza dei briganti, rimproverava i fedeli per essere stati pagani fino a pochi anni prima, ricordava che i loro genitori avevano adorato le divinità pagane, questo è Roma, Milano, ancora lo scontro tra Ambrogio e Silmaco, il battesimo, Tignica, le dediche pagane di Tignica, Venere, Fortuna, Cerere, Auguste, che abbiamo pubblicate noi, si lamentava per la presenza di tanti eretici ai margini del territorio di Cartagine, rilevava la sopravvivenza dei flamini perpetui addetti al culto imperiale, testimoniati l'anno dopo della predica di Agostino, cioè questi se ne erano infischiati dalla predica di Agostino e avevano il sacerdote addetto al culto imperiale che celebrava nel calendario le cadenze dei compleanni, gli anniversari, di esimperi dei diversi imperatori. Ma inoltre il limite fissato anche dagli editti imperiali annunciava i tempi nuovi che dovevano essere affrontati a breve, le minacce alle comunità locali, i conflitti, i ritardi, le debolezze del potere di un imperio in crisi. Nella sua sede episcopale di Ippona, Agostino sarebbe morto il 28 agosto 430, al terzo mese del lungo assedio dei Vandali, trasferiti in Africa dal re Genserico. Il corpo di Agostino, devotamente ricomposto dai fedeli, un anno prima della caduta di Ippona nelle mani dei Vandali, ben più tardi trasferito a Carles in Sardegna, che era diventata la capitale delle province trasmarine del regno vandalo e poi l'erede dell'esercato bizantino naufragato di fronte all'invasione araba. La zecca bizantina viene trasferita a Cagliari. Oggi ci proponiamo di dimostrare che la prima traslazione è sicura, storicamente accertata, soprattutto grazie all'autorevole testimonianza di un contemporaneo, Beder Venerabile, ve lo leggo per essere più breve, quindi siamo nell'anno nono anno di Leone Risaurico, quindi 725. Dunque, 725. Liutprandus, audiens mod Sarraceni, depopolata Sardinia, etiam loca fedarent illa, ubi ossa Santi Agustini Episcopi, propter vastationem barbarorum, olim traslata et honorifice fuera condita, misit et dato magno prezio accettit et transulit ea in Ticinis, ibique cum debito tanto patrio onore recordidit. Traduzione di Turtas, avendo saputo il re longobardo Liutprando che i Saraceni, quindi lei la Venerabile è un contemporaneo di questi avvenimenti, Liutprando, avendo saputo che i Saraceni, dopo aver saccheggiato la Sardegna, minacciavano di profanare anche a Cagliari i luoghi dove, a motivo delle distruzioni provocate dai barbari, erano state in precedenza trasportate. Distruzioni in Africa, quindi trasportate in Sardegna, ma ora i barbari attaccavano anche la Sardegna, e onorevolmente sepolte le ossa di Sant'Agostino, dette ordine che venissero riscattate ad alto prezzo
trasportate a Pavia, dove furono sepolte con l'onore dovuto a un tanto padre. Nel martirologio dello stesso periodo, 5 giorni prima delle calende di settembre in Africa, quindi ad agosto, quindi a settembre, ad agosto, 5 giorni prima delle calende, il 28 di agosto, in Africa, Santi Augustini Episcopi, cui primo dei suoi civitate propter Barbaros Sardinias translatus nuper aliutuprando regge Longobardo Ticinis relatus ed onorifice est. Devo dire due cose. La prima, mettere in rapporto quel olim con questo nuper. Quindi nuper, oggi, 725, e olim, passato. Quindi a Cagliari sono arrivate olim. Liutoprando le prende nuper, le prende adesso. Seconda cosa che va notata, onorifice fuerat condita. Non so se l'osservazione sia stata fatta, ma l'espressione è identica a quella che si trova nelle passiones dei martiri, in particolare nella passione di San Gavino, dove appunto c'è questa differenza con l'Invenzio, nel senso che la passione di San Gavino dice che il corpo di Gavino, di Proto di Gianmario sono stati accolti in maniera onorevole dal popolo e sepolti con tutti gli onori possibili. I luoghi sono questi, li vedete nella tavola Quintingheriana, Ipona, Caraves, Genova, un determinativo su Genova, i Civis e Mediolano. A Mediolano naturalmente c'è una tradizione agostiniana fortissima che c'è anche a Roma. La cripta, io andrei solo sulle immagini perché altrimenti davvero rischio veramente di fare tanto. La cripta attualmente è in fase di restauro, quindi non tutti i pezzi che vedete si trovano naturalmente all'interno. La cosa interessante è che c'è l'immagine di Agostino con il bastone, la mitra, gli angeli, quell'accordo, tutti citati nella documentazione relativa ad Agostino. E grazie alla cortesia di Giampaolo Mele ho potuto avere delle stampe dal Museo Statale di Berlino dedicato alle miniature con 3 scene. A 114 Agostino sul fondo di una nave che arriva a Cagliari, Agostino che riposa presso una necropoli, notate le tombe, vicino a una chiesa, vicino alle mura di Cagliari, si osservano delle tombe vicino ad Agostino. La città di cui si parla è Sardinia, la città, non l'isola, la città. E infine, sempre della storia agostina che si dà dal 1430-1440, la scena di Genova. Questo vi faccio vedere meglio. Comunque sempre 2 frati o 4 frati che portano le spoglie di Agostino verso Genova. Vi ho detto che le storie augustine del 1430-1440. La scena di Genova la vedete più chiaramente in basso, c'è la lanterna, che però all'epoca di Agostino il faro di Genova non era stato ancora costruito. All'epoca di Liutprando non era stato ancora costruito. C'è Liutprando che secondo la tradizione non è arrivato a Genova, ma si è fermato prima sull'Appennino, dove c'è stato il miracolo dell'appesantimento della casa che conteneva le reliquie, ne sentiremo parlare a Verraz, ma Liutprando sarebbe riuscito a far ripartire la processione. E questa è arrivò in Sardegna, Fabiano arrivò in Sardegna, portò con sé Ponziani con il clero in una nave, lo seppellì nel cimitero di Callisto sulla Viappia nell'anno 240. E siamo a andare e tornare di reliquie già nel III secolo, è sicuro, e c'è per esempio questo Anno Innocenzio studiato da Turtas, Ostreno Missus in Sardinia, aveva una funzione importante nella Chiesa, ivi exit de seculo,
cioè chi moriva in Sardegna, corpus eius opusque est ad Latum, è stato trasferito al cimitero di Callisto a Roma. Un'ultima osservazione: non andrebbero trattate con troppa indulgenza le informazioni fornite dalle false carte d'Arborea e dai paramenti detti di Agostino conservati a Cagliari, che appaiono più tardi comunque automedievali. Vi ringrazio. Adesso avremo l'intervento del padre Giuseppe Ciberras, che è stato molto illuminato in questa sede in considerazione del grande dono che ha fatto la Sardegna, e quindi prego il padre Ciberras. Non si occupa. Buonasera a tutti. Prima di tutto è un doveroso ringraziamento per questa possibilità, anche per l'opportunità di collaborare con la postulazione generale dell'Ordine per questo evento importante sia per la città di Cagliari che per la Sardegna, ricordando questo nesso fra il Santo Padre Agostino e questa isola. Io sono originario di Malta, allora siamo fraisolani. In questo senso è la prima volta che sto qui a Cagliari, non la prima volta in Sardegna, però la prima volta qui a Cagliari. Ecco, ringrazio molto per questa opportunità. In questa sede leggerò il testo anche per tenermi più all'orario stabilito. In questa sede la mia attenzione non è solo, prima di tutto il titolo un po' del mio intervento l'ho preso da una citazione di un autore agostiniano che poi menzionerò nella seconda parte di questa conferenza, Giordano da Sassonia, che a un certo punto scrive che Agostino deve essere omnis nostre actionis exemplar et regula. Le reliquie di Agostino da Cagliari a Pavia e oltre una traiettoria identitaria per gli eremitani, per gli agostini. Dunque in questa sede la mia intenzione non è solo quella di narrare brevemente eventi legati alla seconda traslazione, di cui abbiamo anche avuto l'onore di ascoltare alcuni cenni, la seconda traslazione delle reliquie di Sant'Agostino dalla Sardegna a Pavia, ma soprattutto di illustrare il significato che queste reliquie, affidate alla custodia degli eremitani, degli agostiniani, dal terzo decennio del XIV secolo, hanno assunto per l'ordine di Sant'Agostino. Tale relazione agostiniani-reliquie di Agostino, come vedremo, trascende il contesto meramente geografico, poiché ha contribuito a forgiare nel tempo una identità collettiva degli eremitani, sigillando un legame che ha assunto un'importanza cruciale nella loro storia, nella nostra storia. La seconda traslazione. Il tema della duplice traslazione delle reliquie di Sant'Agostino è stato già oggetto di vari studi e dobbiamo dire che fino a quando non emergono nuove evidenze sono incline a concordare con le ricerche più rigorose e critiche. Le poche informazioni che possediamo su questi due importanti eventi, cioè la prima e la seconda traslazione, trasmesseci nel loro nucleo da fonti più affidabili, praticamente Veda, non ci consentono di elaborare ulteriormente senza rischiare di sconfinare nel regno della fantasia o dei pia desiderati. Ritengo che lo studio critico di De Romanis, già menzionato, seguito da altre analisi più recenti, abbia gettato luce sugli elementi essenziali dell'intera vicenda, purificando i fatti attraverso criteri storico-critici da ciò che si è accumulato nel tempo. Questo accumulo è il risultato di molteplici fattori che, pur non essendo negativi in sé, hanno comunque mancato di rispettare pienamente la verità storica.
Tra questi fattori spicca l'influenza esercitata dalla già menzionata lettera, considerata da molti come spuria o quantomeno non del tutto affidabile, che Pietro Oldrado da Milano inviò a Carlo Magno e che emerse solo nel XVI secolo. Questo scritto, accettato come autentico da Cesare Baronio e riportato nei suoi annales, ha influenzato significativamente le narrazioni successive riguardo alla traslazione delle reliquie. Quali sono le informazioni che sembrano più attendibili per quanto riguarda la seconda traslazione, sulla quale mi è stato affidato il compito di illustrare? Non entro in merito alla datazione del primo trasferimento, che De Romanis, seguito da Gastoni e da Siniscalco, concordano non senza qualche difficoltà nei loro argomenti nel situarlo verso la fine del VII secolo, quando Hippona si trovava sotto il dominio arabo. Quello che è certo ed è noto è il fatto che Liutprando, in una data incerta, ma probabilmente intorno al 721 o al 725, venne a conoscenza del rischio reale di dispersione o profanazione delle reliquie di Sant'Agostino da parte dei Saraceni, che da tempo si trovavano sull'isola di Sardegna. Decise quindi di acquistarle, anche se non è chiaro da chi, e trasportò quelle che si ritenevano essere le ossa del vescovo di Hippona nella sua città, Pavia. Durante il suo regno, abbastanza lungo, Pavia conobbe un enorme sviluppo sotto vari aspetti. Affermatasi già dalla prima metà del VII secolo come capitale del regno longobardo, Pavia fungeva da centro amministrativo e politico. La sua importanza strategica derivava dalla posizione geografica che permetteva il controllo di diverse vie di comunicazione tra nord e sud della penisola italiana. Liutprando, con la sua politica di consolidamento del regno ed espansione territoriale, utilizzò Pavia come base per lanciare campagne militari contro i bizantini e altre entità locali. La città ospitava anche il Palazzo Reale e sotto il suo governo vide un notevole sviluppo urbano e una crescita demografica. Pavia era abitata da una varietà di gruppi etnici, contribuendo a una società culturalmente eterogenea. L'integrazione tra questi gruppi fu facilitata dalla politica di Liutprando, che promosse l'adozione di leggi e costumi comuni. La presenza di una corte attiva e di un'aristocrazia ricca favorì inoltre la fioritura delle arti e della cultura. La religione, e in particolare il culto dei santi, svolgeva un ruolo fondamentale, in particolare nella legittimazione del potere di Liutprando. Pavia era sede importante di istituzioni ecclesiastiche e monasteri, strettamente legati al re. Liutprando stesso era a suo modo un sovrano religioso, promotore delle riforme ecclesiastiche, favorì la costruzione e il restauro di chiese e monasteri, in primis il celebre monastero di San Pietro in Celdoro. La sua politica religiosa mirava a rafforzare i legami con il papato e a consolidare il supporto della Chiesa per il suo regno. Non va infine trascurata l'evidente competizione con la vicina Milano, che permea la storia ecclesiastica e religiosa tra il VI e il X secolo. Sotto quest'ottica, la santa rivalità, tra virgolette, possiamo ipoteticamente contestualizzare il grande sforzo di Liutprando di comprare a caro prezzo le reliquie dell'Ipponate e portarle alla sede del suo regno. L'interesse di Liutprando nell'acquisire le reliquie di Sant'Agostino era profondamente intrecciato con le dinamiche politiche e sociali del suo tempo. Le recenti guerre, la riconquista bizantina, l'istituzione del dominio longobardo avevano ridisegnato il paesaggio politico dell'Italia del VI secolo, causando diffusi sconvolgimenti sociali e confusione riguardo alle rivendicazioni territoriali e alle gerarchie sociali.
In risposta a questa turbolenza, sia la Chiesa che le autorità secolari cercarono di mitigare i disordini sociali promuovendo la venerazione dei santi. Questa strategia mirava a ristabilire la fiducia, la lealtà e lo spirito pubblico tra la popolazione. Liutprando perseguì attivamente non solo le reliquie di Agostino, ma anche quelle di altri santi, riconoscendo che un culto popolare poteva servire come potente strumento per rafforzare la coesione sociale. E questo succede sempre. Quando per puro caso dei manovali stavano facendo dei restauri in detta cripta, volgarmente conosciuta come lo Spurolo. Da tutti stimato, dice un autore, Coevo, da tutti stimato per il luogo donde riposano le sacre spoglie del Santo Padre. Nel mentre che si demoliscono gli antichi per mettervi i nuovi ornamenti. E qui abbiamo un'immagine coeva di fine 600 di come si presentava praticamente, non so se riuscite a vedere bene o meno, non so se riesco a ingrandire un pochino. Ok, qui siamo sotto l'altare principale di San Pietro in Celloro, quella che era la cripta chiamata volgarmente lo Spurolo. Dentro di questa cripta troviamo questo mausoleo che si vede, c'è un altare, qua c'è un altare che aveva questa immagine, se riesco a... Ecco, aveva questa immagine della Madonna col bambino con Sant'Agostino, Santa Monica e Sant'Ambrogio e un'altra santa che adesso dimentico il nome. Però diciamo l'ambiente di questo posto era così. Quando nel 1° ottobre 1695 vengono alla luce, vediamo come, i resti di Sant'Agostino, da molto tempo nascosti. Dunque stavano facendo dei rinnovamenti e rompendo un muro di mattoni dietro l'altare, la gente che stava lì lavorando riscontrano una piccola arca di marmo coperta di calce messa in sicuro agli angoli con dei sigilli di piombo. E dice, testo Coevo, sopra alquanto di calce rimasta sulla crassitudine del coperchio si lesse scritto in carattere gotico, come col carbone o altra materia simile, facile a scancellarsi il nome Agostino. Ma levatasi non so come, in un subito, da chi lavorava la suddetta calce, immediatamente sul nudo marmo, nello stesso luogo del coperchio suddetto, si vide un altro nome, Agostino, degli stessi caratteri e materia, come sopra, che pur inavvedutamente, come il primo, si scancellò. Dunque hanno trovato questa qua, una scatola, un contenitore di marmo con i sigilli di piombo, non so se riuscite a vedere, okay? Con dei 4 sigilli di piombo e una scritta sul coperchio sul lato di Agostino. Altre fonti dicono che c'erano alcune lettere che poi si potevano ricomporre come Augustinus, non c'è neanche accordo su se era in italiano oppure in latino, diciamo è un po' un mistero. Per investigare il fatto venne inizialmente chiamato il sacrestano, poverino, il sacrestano era il primo, e i superiori delle 2 comunità, vedremo dopo il perché. E susseguentemente il vicario generale di Pavia, perché il vescovo non c'era, stava in giro in visita. Questo è il 1° ottobre. Il 5 ottobre vi fu una riunione con vari ufficiali, con dei notai. Rotti i sigilli di piombo, che non erano riconoscibili,
con qualche difficoltà aprirono l'arca di marmo e dentro trovarono una scatola d'argento adornata con 4 croci. Aperta nuovamente la scatola metallica, trovarono all'interno un velo di seta con filamenti rossi che si disintegrò al primo tatto, sotto il quale erano situate le ossa dentro un contenitore di piombo, che pure si trovava quasi disintegrato. C'erano anche 2 fiale di cristallo vuote. Dunque, dentro questa scatola di marmo con i sigilli di piombo, aperta anche da un lato perché era difficile aprirla, sembra, hanno trovato quest'altra scatola che ancora esiste a Pavia. Le ossa estratte furono immediatamente esposte sull'altare e catalogate con grande precisione. Tra i resti figuravano frammenti del cranio, denti, vertebre, parte dell'osso sacro, costole, clavicole, una scapola, tibie, femori, porzioni della spalla destra e sinistra, ossa delle mani, talloni, numerosi frammenti e una notevole quantità di polvere ossea. Il peso complessivo della polvere ossea, sommato al peso delle ossa, raggiungeva quello medio di uno scheletro umano. L'anatomista presente dichiarò che l'unica parte mancante era un grande frammento del braccio sinistro che secoli prima si sa che fu donato all'arcivescovo di Canterbury nel 1022, insieme a una prima vertebra. In realtà c'erano anche altri pezzi mancanti. Le ossa furono esaminate da 2 anatomisti il 9 febbraio 1696, nel periodo tra la scoperta, 1 ottobre, avvenuta nell'ottobre del 1695 e il febbraio dell'anno seguente, furono interrogati i testimoni durante un'inchiesta appositamente aperta. Gli stessi testimoni furono nuovamente ascoltati nel 98. Una seconda inchiesta fu indetta per indagare la tradizione riguardante la continua presenza delle reliquie nella Basilica di San Pietro in Cerdone. La scoperta suscitò una lunga, feroce e appassionata controversia che si protrasse per almeno 33 anni, con momenti particolarmente scottanti fra il 1696 e il 1704 e il 1728 e il 1731. Non avendo qui lo spazio per un'analisi approfondita di questo complesso dibattito, ci limitiamo ad evidenziare alcuni punti. Le opinioni erano divise in 2 schieramenti. Da un lato coloro che sostenevano l'autenticità delle ossa di Sant'Agostino e dall'altro coloro che la mettevano in dubbio. Generalmente i primi erano i frati agostiniani, i secondi erano i canonici regolari. Questa non era una novità, perché già nel secolo XIV e poi con maggiore intensità nel secolo XVI, i canonici obiettarono sempre di più sulla reale presenza delle ossa di Agostino a San Pietro in Cerdone. Dice un autore coevo: riesce naturale dunque, come di fronte all'attività esercitata dai canonici lateranensi, per mettere dubbi intorno all'esistenza del corpo di Sant'Agostino, e con pitture, e con iscrizioni, e con scritti all'uopo composti e divulgati, e con lo scoprimento di altre ossa che si volevano far credere per quelle del santo, alcuni scrittori di quei tempi dubitassero anch'essi intorno all'autenticità delle ossa, e di fronte a tanti fatti fossero più propensi a inclinare dalla parte dei dubbi che non da quella della verità. Così si spiega come il Sacco, il Breventano, il Bennotti ed anche altri autori stranieri come il Mabillon abbiano potuto scrivere in maniera dubbia. Io vi parlerò su un sigillo di Sant'Agostino nel medagliere della Biblioteca Apostolica Vaticana attribuito alla Sardegna. E questo è il sigillo di questo canale. Nel medagliere della Biblioteca Apostolica Vaticana esiste un importante sigillo bizantino con l'effigie di Sant'Agostino risalente, si presume, agli inizi del VIII secolo. Ne fece conoscere l'esistenza il catalogatore dei sigilli bizantini dello
stesso cavaliere, padre di Vittorio Loran, quando alla metà del secolo scorso pubblicò un saggio a Parigi nel 1959. Qui veniva descritto un piccolo sigillo in bronzo circolare con un diametro di 25,4 mm, uno spessore di 4 e un peso di grammi 11,65. Il pezzo risultava in discrete condizioni con piccole perdite di metallo nei bordi. Nel diritto sigillo presentava il busto di Sant'Agostino in rilievo e nel rovescio un'iscrizione in caratteri greci del Duca bizantino Pietro. La vedremo dopo. Il pezzo è tuttora custodito nel medagliere vaticano con la segnatura sigilli bizantini 92. La notizia venne presto ripresa dallo studioso sardo Marchese del Monte Monzo, che ripubblicò il pezzo nel 1955 nella rivista Studi Sardi. Il sigillo è stato esposto nel 1992 nella mostra alla Sardegna e Vaticano, che fu realizzata nel vestibolo del Salone Sistino con un lavoro sinergico posto in essere dalla Deputazione di Storia Patria della Sardegna, la Biblioteca Apostolica e l'Archivio Segreto Vaticano. Il pezzo risultava presente nel settore della mostra il Medagliere Vaticano e la Lunetazione Santa, curato da Giancarlo Alberti, e veniva considerato senza esitazioni di ascendenza culturale e santa. Altre edizioni del sigillo sono state proposte da Giorgio Scaspari e Raimondo Zucca nel 2004 e da Francesca Lani nel 2009. Il sigillo raffigurava nel diritto, vediamo il busto di Sant'Agostino con la mano sinistra sollevata con la quale tiene il libro dei Vangeli, su cui si vedono 5 orecchie della sovracoperta. Il libro è portato fino alla bocca, appunto così. La mano destra benedicente, a quanto pare di vedere, è appena accennata, se non così. Il santo ha un complicato a forma di casco che discende fino alle orecchie. Si tratta di una mitra caratteristica del rito orientale alessandrino, usata dai vescovi che la consideravano come l'immagine della corona di spine che Cristo portava sul capo. Quindi non utilizzano il punto come quello usato nel rito occidentale, bensì una sorta di turbante. Questa interpretazione la abbiamo di un collega, storico dell'arte, addossare. Un esempio di tale mitra, caratteristica dei patriarchi alessandrini, possiamo vederlo in una raffigurazione di San Cirillo di Alessandria, vescovo dottore della Chiesa, vissuto tra il 370 e il 444, quindi l'epoca dello Stato, che indossa una mitra di tale struttura, in questo caso bianca con croce nere. Un altro esempio abbiamo in una icona dello stesso San Cirillo di Alessandria della Chiesa ortodossa. Si tratta di un'iconografia del santo diffusa in tutta la Chiesa orientale di rito ortodosso, quindi questa nella circonferenza del sigillo è presente da sinistra verso destra un'iscrizione anulare che dice Sanctus Augustinus, su questo processo. Con molte parole sottintese tutta la tecnica dell'abbreviazione della scrittura antica. Nel rovescio abbiamo intocato una leggenda su 5 linee in caratteri greci, dove si parla di Pietro come sole maledizione. In merito alla scrittura dell'Evangelio, possiamo dire che ci troviamo di fronte a un tipo di grafia assimilabile alla cosiddetta maiuscola alessandrina, che fu impiegata a partire dal secondo e terzo secolo d.C. nell'ambiente cristiano del Nord Africa e dell'Egitto, quando fu usato un sistema grafico basato sull'alfabeto greco.
La scrittura fa un'asse rigorosamente verticale, con un modulo sostanzialmente quadrato, cioè il legno di quadretto, alla tendenza alla disposizione di marcani di spessimenti che producono un effetto di chiaroscuro senza che esista un sensibile contrasto di spessore. In L'Orario di Muzzo si posano per primo il problema di individuare il personaggio di nome Pietro, come dimostra l'epigrafe, perché dimostra lui era di certo organizzazione, sicuramente il personaggio di primo piano. Le regioni dell'impero da tenere in considerazione potevano essere l'Italia e l'Africa. La presenza delle figlie di Agostino portava verso Ona, in Numidia e a Cartagine. Inoltre, almeno nel 536, il governatore della Numidia aveva il titolo di duca e di Bona si trovava appunto in questa provincia. Secondo Alonso si trattava di un personaggio inedito di cui non si avevano ancora notizie storiche. Noi riconosciamo i santi attraverso gli attributi che vengono apposti nelle loro immagini. Santa Rita la immaginiamo vestita con il saio francescano e una spina sulla fronte, e quindi quella è soltanto Santa Rita. Sant'Antonio di Padova con il bambino in braccio oppure con dei gigli. Santa Lucia, lo sappiamo tutti, con una coppa con due occhi, e poi Sant'Agata invece con i seni feriti che stringe sotto con un manto. Bene, come quindi ogni altro santo, anche Agostino era figurato con attributi che consentono la sua riconoscibilità al pastorale, alla mitra, al libro, alla penna e al modello di chiesa che sorregge con la mano sinistra, che sono però distintivi di altri santi vescovi. Si associano l'abito monastico nero, il padre ce lo mostra così visivamente, che si scorge sotto il piediale, e a partire dal XV secolo un cuore fiammeggiante tra le mani e un bambino con una conchiglia. La sua effigie è quella propria di un vescovo di mezza età o anziano, quasi sempre barbuto, con ricco piediale, mitra e guanti, con o senza pastorale, in piedi o seduto, in atteggiamento benedicente, con un libro chiuso o aperto sui passi dei suoi scritti. A volte, al suolo, proni ai suoi piedi, sono raffigurati personaggi e libri che rappresentano gli eretici e le false dottrine, specialmente il manicheismo e il pelagianesimo, che egli combatté fino ai suoi ultimi giorni. Come dottore della Chiesa siede sulla cattedra episcopale, con la destra levata a benedire e la sinistra che regge sulle ginocchia un libro aperto, solo o insieme ad altri dottori e padri della Chiesa, o è ritratto nel suo studio tra rotoli e codici, con lo stilo in mano in atto di scrivere o di meditare, e la mitra posata da parte, come nel celebre dipinto di Sandro Botticelli della chiesa degli Santi a Firenze del 1480 circa. Agostino appare nello stesso atteggiamento anche in quella che è considerata la sua immagine più antica. È l'affresco degli inizi del VI secolo del Santo Sant'Antonio lateranense, in cui stringe con la mano sinistra un rotolo, mentre con la destra levata benedice il codice posto sull'egio. A volte, come si è detto, porta in mano dipinto sul petto un cuore fiammeggiante, o trafitto da una o tre frecce che lo fanno velare tra i santi cardiofori.
un'iconografia che deriva dal noto passo, c'è stato già detto dalla Dea, che deriva dal noto passo del terzo capitolo del nono libro delle Confessioni, in cui Agostino, rivolto a Gesù, asserisce: tu mi avevi strapassato il cuore con il tuo amore. Per dargli maggiore riconoscibilità, sia quando è rappresentato in cattedra, sia quando medita nello studio, dal pidiale, dalla casula o dal calice, fuoriesce la manica o l'orlo del sottostante saio nero degli ereditari. A volte, tuttavia, veste il solo saio nero stretto dalla cintura di cuoio, distintivo dell'ordine agostiniano. Anche in questo caso porta in mano un libro, ancora a sottolineare la sua attività di autore di testi teologici, mistici, filosofici ed esegetici. Anche Piero della Francesca, nel primo pannello di sinistra dello smembrato politico di Sant'Agostino, originariamente dipinto tra il 1454 e il 1469, l'ho trovato anche scritto, per la vecchia chiesa agostiniana di San Sepolcro, lo veste col saio nero dell'ordine sotto il ricco pidiale, mentre stante regge il libro nella mano destra e il pastorale nella sinistra. Meno frequente, ma abbastanza diffusa, è la raffigurazione del santo accompagnato da un bambino che regge una conchiglia o un cucchiaio, allusiva alla notissima leggenda riportata nel catalogo su Sant'Oro, redata dal vescovo Petro de Natalius dal 1369 al 1372, secondo la quale Gesù bambino o un angelo sarebbe apparso ad Agostino mentre lungo la riva del mare meditava sul mistero della Trinità, che si ostinava a voler comprendere con la forza della ragione. Visto un bambino che con una conchiglia versava l'acqua del mare in una buca, incuriosito dopo aver osservato ripetere l'operazione più e più volte, gli domandò che cosa facesse. Il piccolo rispose di voler stravasare il mare nella buca che aveva scavato poco prima, e nota la leggenda. Agostino, divertito dall'ingenuità del bambino, gli spiegò l'impossibilità del proposito, anche questi replicò: anche a te è impossibile scandagliare con la piccolezza della tua mente l'immensità del mistero trinitario. E detto questo, sparì. L'iconografia agostiniana legata all'episodio miracoloso ha origine nel 400 con Botticelli e Pinturicchio. Vediamo, ecco qui. Botticelli raffigura l'episodio nello scomparto di Pradella nell'ultimo quarto del XIII secolo, ora gli Uffizi. Pinturicchio raffigura la visione del santo nella predella del politico di Santa Maria dei Fossi, attualmente nella Galleria Nazionale Perugina. In realtà, però, naturalmente, questa scena così accattivante questa iconografia continua in seguito. È qui un Rubens che mostra e dipinge lo stesso episodio. In rapporto alla sua dottrina della Trinità sono anche un notevole numero di figurazioni che mostrano il santo in adorazione delle tre persone divine, come nella terra di Anton van Dey del 1628. Bene, quindi si sente. In primis desidero ringraziare la professoressa Luisa D'Arienzo e Sua Eccellenza Divinissima Monsignor Baturi per avermi onorato l'invito a partecipare a questo autorevole e prestigioso. Grazie quindi di cuore, ma voglio ringraziare anche voi, valorosi e valorose, che avrete resistito per ascoltare alla fine dei conti una chiacchieratina che non mancherà di luminare peregrinum
de divinos resplandores, clarusole de doctores admirabile Agostino. Si tratta della Pesara, la quartina introduttiva dei Gozos di Sant'Agostino, Gozos canti sardi di devozione popolare fra tradizione scritta e tradizione orale, che arricchiscono con un peculiare apporto l'immenso patrimonio culturale e culturale fiorito intorno al santo dottore di Ora. Culto e cultura. Monsignor Batturi ha rimarcato l'importanza di questo binomio indissolubile. Nel mio piccolo mi sia consentito ricordare che svariati mi studiano proprio come sottotitolo, come il mio codice di tutti o di tradizione devozionale, proprio culto e cultura. Sono diversi. Per una maggiore coscienza storica va intanto rimarcato una distinzione tra canti devozionali e canti liturgici propriamente detti. I canti liturgici sono quelli della liturgia delle ore e della messa. I canti devozionali afferiscono invece alla devozione privata e o i pii solativi. Si pensi ad esempio alle laudi duecentesche nell'ambito delle confraternite, nell'Italia centrale, settentrionale e appunto ai nostri Gozos in Sardegna. Ma veniamo quindi subito in medias res, i canti liturgici su Sant'Agostino riguardanti la Sardegna. Uno spoglio sistematico dei principali repertori scientifici di ambito liturgico e musicale, risalenti al 2016, mi ha consentito di individuare una ristretta serie di inni, antifoni e responsori della tradizione liturgica in cui si fa menzione del trasferimento delle spoglie di Sant'Agostino in Sardegna. Ecco quindi il seguito compendiato il frutto di quelle ricerche. Vabbè, era questo. Sì. Ecco, i codici che trasmettono le tradizioni inografiche in questione, con varie problematiche che comportano anche questioni di paleografia testuale e paleografia musicale, verranno commentati e approfonditi negli atti. Antifona ad Magnificat. Cum fertur de Sardegna. Il riferimento alla traslazio compare alla fine della prima strofa. Dum locandus in papillam fertur de Sardegna. E non, Augustinus normal legis. Il riferimento alla traslazio compare alla fine della prima strofa. Dum locandus in papillam fertur de Sardegna. Segue un conciso ma articolato racconto della vicenda. Si narra che i barbari infedeli occupavano la Sardegna, occupavano gli infedeli barbari di Sardegna, massacravano gli abitanti devastando i luoghi sacri e le chiese, trucidavano Aquas, dissipante sacra rocca, templato ed edifica. Infatti, vennero a conoscenza di re Liutprando. Suoi delegati si recarono quindi nell'isola e avendo riscattato il sacro corpo preso puri barbari e avendo informato il sovrano, recarono le reliquie a Genova. Delegati sul caverunt iter in Sardinia et mentes sacrum corpus in severis barbaris nunziando Liutprando detulerunt ianua. Quindi trasportarono le ossa a Pavia, ferunt in Ticino. Va detto, è stato anche rimarcato da Sommastino, che la tappa genovese delle reliquie di Sant'Agostino, del tutto assente in Veda, è un dettaglio recensione interpolato. Ma è chiaro, guardate, che tutti i dati storici che sono inclusi nella etnografia vanno presi poi insomma con beneficio di inventario, perché si dice e si canta di tutto di più, vedremo anche diciamo così degli episodi quasi esilarati. Inno
sto seguendo quindi lo schema, l'inno Celestis Panis Africus. L'inno esalta Agostino come eroico difensore dell'ortodossia trinitaria, Trinum Deum Defenderat, contro gli eretici ariani, di cui era martello, deprimebat hereticorum malleus. In Sardegna, il celeste pane africano proteggeva ogni cosa sacra. In Sardegna, in speculum seraficum, punta divina protegges, finché, a causa dell'aggressione dei barbari, non venne trasferito a Pavia, trasferito in Ticino, per rilucere con molteplici segni e sublimi miracoli, altis miracoli. Tutto questo è cantato. Stiamo parlando del cosiddetto canto gregoriano, che invece con maggiore consapevolezza storica e storiografica si dovrebbe definire canto romano franco, ma non accendiamo digressioni di questo canto. Inno Augustini dei Cari. In quest'inno, in un ramo della tradizione, appare la strofa Augustinus Deo Carus, gaudet super etera, cuius corpus con onore ductum a Sardigna requiescit in Pavia. Prestans beneficia. A detta degli editori degli Analecta Indicas, si tratta di Aile Verlanderum Fiudas Festum Traslazionisisti, una modifica della festa della traslazione. Molto interessante. Augustini Solennia, altro inno, la strofa 2, ricorda che l'orribile impurità dei pagani macchiava in Sardegna il sepolcro del venerabile Agostino. Augustini Sardigna sepulcrum venerabilis polluebat sporcitia paganorum orribilis. Il re Brando, il cultore della giustizia, lo fece pertanto tumulare gioiosamente a Pavia. Storia è un ufficio ritmico, spesso sono dei capolavori letterari della poesia latina, della letteratura europea. E questo è il pensiero. In traslazione Santi Agostini, che inizia con l'antifona ad Magnificat Pontifices Esimia. Nell'antifona 1 si ricorda la prima tumulazione di Agostino a Lipona, a cui seguì la prima traslazio dall'Africa al Regno di Sardegna. Estipone tumulatus Augustinus, in traslatus in Regnum Sardegna. La citazione fa riferimento anacronisticamente al Regno di Sardegna, infiudato dal Papa Bonifacio VIII nel 1297 al re di Aragona Giacomo II, qui siamo nel Passo di Loro. Nell'antifona 2 si canta l'impresa di Liutprando che trasferì il corpo di Agostino a Pavia, dove oggi riposa in pace. Liuprandus in defeci ferricorpus requiescit Pavia. Nell'antifona 3 si esaltano le genti dell'Italia che venerano Agostino e lodano esultanti in Cristo. Augustinum venerantes Christus laudat exultantes gentes num Italia. La menzione delle gentes Italia farebbe pensare ad un ufficio di origini italiche, ma resta un ineludibile dato oggettivo. L'istoria ritmica è attestata da Analecta Indica quasi esclusivamente presso fonti di Bibbia. Non le cito adesso queste fonti, ma ve le troverete tutte con approfondimenti negli anni. Nel Responsorio 2 si rievoca l'invasione dell'Africa da parte degli arabi. Arabes insurrexenum pot modo et invasem Africa. Questi sono i cattolici, quando presi appunto con questa angolazione storica e anche diciamo religiosa. Nel Responsorio 3, non senza una certa verve letteraria, l'innoto etnografo racconta la prima traslazio dall'Africa alla Sardegna con rapide sequenze icastiche, in una incisiva all'irparatatica con 7 proposizioni principali. 1. I cristiani temettero la furia degli arabi. 2. Si assunsero l'onere del trasporto del corpo di Agostino. 3. Giunsero al porto dell'isola di Saba. Cristiani di Noemi, e tu, corpus sustulentum,
Sardiniensis. L'antifona 2 delle lodi si rivolge all'Italia felice, che ha assunto dal regno di Sardegna meravigliosi miracoli. Oh Felix Italia, quel del regno Sardegna susceti magnani. Adesso dunque qui non vedo la numerazione, qui siamo a Castrocaro e Spiego e vicino. Augustine lux doctorum in non sempre, che si sofferma concisamente sulla traslatio prima. La Sardegna di quest'uno è menzionata esplicitamente nella strofa 4, che in verità è un po' ingarbugliata in quest'anza, dove si rievoca il trasporto del corpo sacro nell'isola in Sardegna. Inno Augustinus Dei Fius. L'inno si sofferma ancora sul trasferimento del corpo di Agostino dall'Africa alla Sardegna. Il Castrocaro dell'inno, chiaro, non ha niente a che fare con il Castrocaro di Gigolacci nell'Emilia Romagna, è semplicemente una storpiatura del Castrocaro. Divertente anche questo, si può veramente divertire lo studioso. Passiamo adesso a questo metrum di vita Santi Agostini e d'ordine suo di Jacques Le Grand, che è morto circa nel 1418. Questo metrum non è concepito per la liturgia, ma per la devozione popolare. Ma stare attenti, si fa spesso confusione. La liturgia è una materia anche molto tecnica e quindi non si possono, diciamo così, confondere i canti devozionali con i canti liturgici. Questa è devozione popolare che propone 48 episodi immagini. Il programma iconografico di Le Grand non fu mai completamente realizzato, però riscosse comunque un certo interesse negli ambienti di pittura. Le citazioni della Sardegna sono le seguenti: Augustini trasferit dei poni in Sardinia, Sardiniam lacum corpus fuit et tumulatum, trasferit de Sardinia et recondito in Papia. Adelante. Una problematica sia storica sia liturgica concerne la festa delle due traslazioni, che sono state citate in maniera pertinente, come sempre, dal reverendo padre postulatore. Una fonte, in un suo articolo, forse Romano del Benedito, indica due date presenti in antichi calendari della Chiesa di Venezia. Pensate voi, interessantissimo questa indicazione che mi aveva dato il compianto professor Giulio Catini. La notizia è tramandata da una fonte recensione cinquecentesca. Venezia, Museo Corvere, manoscritto Ciccone 1602, risalente all'anno 1567, che è un codice fondamentale per la liturgia di San Marco, che menziona nel calendario l'11 ottobre Santi Luterio Martire, Santi Gereone e compagni, ottava San Francesco, Santa Sant'Ire, traslazione di Sant'Agostino dai poni alla Sardegna. Interessante. Tutto il cattolicesimo universale nella fattispecie oggi noi santi. 28 febbraio, Santi Macario, Rufino Giusto e Teofilo Martiri, San Romano Abate, seconda traslazione di Sant'Agostino dalla Sardegna. Riguardo alle melodie, stiamo parlando di canti, questa è anche alta letteratura, dove la gente pensa sempre che questi sono aspetti per i musicosi, di questi sono aspetti per chi studia il greco perché siamo di fronte, ho detto, sovente a capolavori, a geni di carattere letterario e poetico, che presuppongono tecniche sofisticate, raffinatissime, come è successo nella poesia volgare, i trovatori, i truvieri, questi sono signori. Purtroppo la letteratura limita non riporta la musica, ma solo il testo letterario. Occorre quindi effettuare indagini del fisico che mi riservo, penso soprattutto ai codici di Pavia, Chidaos e Madrid, che sono utilizzati negli apparati critici della letteratura. L'inno più antico divulgato per Sant'Agostino è Mare Pater Augustine, citato dal padre postulato.
che sicuramente l'avrà cantato tante volte. Ma quale melodia? Poi me lo diranno. È possibilissimo che le intonazioni dell'inno principale del santo fossero applicate, ovviamente quando i testi sono musicalmente compatibili, anche ai libri che citano la traslazio prima in Sardegna. Sinora le mie, limitate esplorazioni hanno subito 39 concordanze dell'inno Magna Padre Agostino, 39 documentati in 5 repertori monumentali di Progress, consegne in Canada, Spagna, Francia, Repubblica Ceca, Ungheria. I principali testimoni catalogati sono conservati presso le biblioteche di Barcellona, Cambridge, Chantilly, Copenaghen, Bonn, Ghent in olandese, Praga, Forao in Baviera. Ovviamente si tratta di un bilancio sacro di solo. A queste 39 attestazioni vorrei infatti aggiungere diverse altre fonti già note, non registrate in certi monumenti, in particolare il codice Parigi, Biblioteca Sainte-Geneviève 113, un salteminario, una tipologia di codice molto cara, del secolo XIV-XV, originario della Normandia, segnalato nei monumenti a Monica medievi di Buonosteblai. Questa è una riflessione più conosciuta dal punto di vista scientifico, storico-scientifico, perché Buonosteblai è stato il più grande nome del secolo scorso. Ma certamente non mancano altre fonti inedite. Penso ad esempio a 2 versioni di Magna Padre Agostino che ho recentemente concorsato all'Archiginnasio di Bologna e che vi mostro telefotograficamente. Partiamo dalla prima versione bolognese. Eccola qua. Leggiamo la rubrica in alto a destra: Infesto Beati Agostini ad vesperas et ad madutinum dignus. Attenzione che il matutino non è l'ufficio che si canta di mattina, ma nel cuore della notte con i 3 Magna Pater Augustine preces nostra suscipe. E qui è facilissimo riconoscere la melodia, questa melodia, no? Che è la si sol do re fa fa. Questa non è altro che la intonazione dell'inno eucaristico di San Tommaso d'Aquino, Pangi in lingua pro musico. Queste sono le note praticamente del tantum merito, no? Tanto per intenderci, perché la melodia è nota e cantata anche dalla gente, per fedeli tuttora adesso, proprio perché il tantum merito, che è una diffiso, cioè un'estrapolazione dell'inno Pangi in lingua di San Tommaso, che viene utilizzato per la festa del culto e si canta. Ho cantato anche io a Santo a mio giudizio questa intonazione dal Pangi in lingua eucaristico, che non va confuso con il Pangi in lingua del Venerdì Santo del Venerdì Fortunato, appartiene ad una recensione italica, perché le melodie di altri codici, come per esempio quello di Cambridge e di Forao in Austria, sono diverse e ascrivibili almeno alle 2 tipologie linguistiche. Anche la seconda attestazione dell'Archiginnasio, in codice del secolo XV, forse 1467, presenta la melodia del Pangi in lingua eucaristica. Eccola qui, e vedete, questa è una fotografia che ho fatto dopo questo punto. Vedete, questo sto parlando con la fiamma della professoressa D'Arienzo, si vede che è un campo di battaglia, non sta benino, dove si sta studiando, con la fara per mantenere firme le carte, eccetera. La melodia è la stessa che stavamo dicendo, no? La si, sol, eccetera, eccetera. Torno a dire, è una melodia molto conosciuta perché a partire proprio da Papa Urbano IV questo canto è stato reso, obbligatorio per il corpus. Immagini germaniche, ecco, le avete già viste tramite la bellissima narrazione di Attilio Massimo, le avevo queste pescate nell'articoletto del 2016 da questo codice che presenta ben 123 immagini che accompagnano la storia di Sant'Agostino. Il codice, come è stato detto, è conservato nel gabinetto delle stampe del Museo di Stato di Berlino, vergato in Franconia, nella Germania centro-meridionale, fra
fra il 1430 e il 1440. I capitoli del testo sono illustrati puntualmente con delle immagini. Ho pubblicato una serie appunto nel 2016, ma sono contento di aver